cioè, cosa facevo a luna di notte? Cioè, non so, nel senso, lei aveva sì un timore, non era spaventatissima, però aveva questo dubbio. L'87enne Maria Luisa Bazzo, prima di essere uccisa dal figlio Ippolito Zande Giacomo, aveva chiamato al telefono la nipote Emanuela. Mi aveva telefonato appunto per dirmi che aveva paura, cioè paura, aveva questo sospetto, però gli ho detto, ma dai, non sarà così. Però non mi aspettavo neanche io una roba così, anche perché io lui l'avevo sentito domenica e gli ho detto, tutto a posto, il padre ha detto, sì, sì, tutto a posto. Il rapporto tra madre e figlio era complicato da tempo, lo sapevano i medici che lo avevano in cura e anche Don Michele, parroco di Parè. La famiglia frequentava assiduamente la chiesa. È un dramma familiare e ritengo che vada rispettato con il silenzio e per noi che crediamo con la preghiera. Per Ippolito Zande Giacomo l'accusa è di omicidio aggravato dal vincolo familiare. Il 57enne ora si trova ricoverato in ospedale, sedato e in attesa del trasferimento in carcere, decisione che spetterà comunque al pubblico ministero Michele Permunian, titolare dell'inchiesta. All'omicida al momento non viene contestata la premeditazione. La Procura di Treviso, appena sarà possibile, farà eseguire una perizia psichiatrica nei confronti dell'uomo, da tempo in cura presso il centro di salute mentale di Conegliano. In passato era stato anche in terapia al SERD per droga e alcol e come invalido civile percepiva una pensione di invalidità. Poco tempo fa Ippolito era anche stato denunciato per stalking da una ragazza. La salma di Maria Luisa Bazzo, trasferita all'obitorio di Treviso, è in attesa dell'autopsia. L'incarico è stato affidato al medico legale Antonello Cirnelli. Solo dopo verrà dato il via libera per le esequie.